Raffadali ha voluto ricordare oggi la figura di Giacomo Di Benedetto, già sindaco della città, parlamentare regionale, con una grande esperienza di sindacalista. Due i momenti della manifestazione: alle 16:30 la intitolazione di una strada alla fine di via Porta Palermo verso il villaggio della gioventù, l'altra presso la sede del Consiglio Comunale di Raffadali, dove hanno preso parte diverse personalità. Il primo cittadino Silvio Cuffaro, Giannino Lombardo dell'Ampi, l'onorevole Luisa Lantieri, in rappresentanza della Regione nella sua qualità di vicepresidente dell'Ars, Esser Vedova, Alessandro Di Benedetto, l'avvocato Stefano Catuara e Angelo Lauricella nella sua qualità di presidente dell'Ampi, che ha voluto fortemente l'iniziativa. Io mi ricordo l'onorevole Di Benedetto più come onorevole, io lo ricordo come uomo, perché a parte ad essere un bravo sindaco, un bravo onorevole che lavorava per il popolo, per i cittadini, cosa che adesso viene molto difficile alla politica. Perciò le qualità di un uomo, di un politico, di un sindacalista, però le qualità dell'uomo sono quelle che rimangono. Se oggi siamo qua a dedicare questa strada è proprio dedicata all'uomo, che poi è stato un uomo di valori, perché ha portato avanti la legalità e ha portato avanti che era la difesa degli ultimi, che sono le cose più importanti che riguardano ad un grande politico come Giacomo Di Benedetto. È un dovere da parte mia ricordare chi ha servito alla propria comunità, siamo qui a ricordarlo e a riunire tutti quelli che hanno avuto con lui un trascorso sindacale e politico e per tracciarne quello che era il suo personaggio, in modo tale da lasciare ai giovani e chi verranno dopo un ricordo di una persona, di un giovane che è morto prematuramente e che ha servito alla propria comunità. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Il ricordo di una persona che metteva sempre al primo posto il suo paese, ma che vedeva nella politica, nel modo di fare, quello di trattare una famiglia come fatta di persone, non solo di consensi, di voti, di elezioni. Per lui Raffadali era casa e i suoi cittadini erano una famiglia come tutti. Sì, politicamente abbiamo lavorato tantissimo assieme, c'è una vecchia conoscenza con lui, con la sua famiglia, con suo zio Totò, il Benedetto, quindi c'era un afflato che è andato avanti per tanti anni. Giacomo è stato deputato, è stato dirigente sindacale, segretario provinciale della FIGC, si può dire che è stato tutto. Però è stato uno che ha amato il suo paese, è legato a Raffadali e abbiamo voluto proprio chiedere al sindaco di Raffadali di dargli questo riconoscimento, che è giusto per lui e che diventa un fatto identitario per tutta la città di Raffadali. E questa iniziativa è un'iniziativa lodevole che ricorda una persona che ha amato Raffadali. Ed è giusto allora affidare a tutti i raffadalesi, a tutti coloro che frequentano queste zone, il ricordo di Giacomo, che comunque, così come per me, rimane un ricordo indelebile, un uomo che ha saputo svolgere tutti i compiti che gli sono stati affidati da sindacalista prima, da politico poi, da uomo delle istituzioni, che l'ha svolto in modo pregevole e per questo merita di essere ricordato come esempio per gli altri. Noi eravamo nella FIGC di fine anni 70, io sono stato iscritto nel 1975, lui venne qualche anno dopo, ma è stato per tanti anni il segretario della FIGC, fantastico, ed era un ottimo oratore, un'ottima persona e quindi abbiamo perso tanto, abbiamo perso veramente tanto. E una cosa voglio dire, che il viale che gli è stato dedicato è emblematico perché si riconduce al villaggio della gioventù. Questo villaggio che in 40 giorni proprio Giacomo appena insediato ha voluto realizzare a riaprire dopo anni, che era un po' quel cuore del paese
ricorda tante generazioni, è un passaggio di tante generazioni. Ecco, per noi familiari è sicuramente un momento commovente, emozionante. Ci siamo qua con tanti amici e con tanti raffadalesi che ancora ricordano di Giacomo Di Benedetto la sua lineare e legale amministrazione di questo paese, che ha amato e che noi continuiamo ad amare.